Caserma Serena blindata da un presidio fisso delle forze dell'ordine dopo la sommossa di ieri. Il senatore leghista Candura presenta un'interrogazione parlamentare. La preoccupazione dei residenti ai nostri microfoni. Il Viminale vuole chiudere la caserma, ma serve l'accordo con i sindaci per ridistribuire i migranti. Il sottosegretario all'interno Variati chiama in causa i primi cittadini della Marca per una soluzione futura. Cinema da lunedì, eventi fieristici, sagre e discoteche solo all'aperto dal 19, sport di squadra dal 25 giugno, presentata da Zaia la nuova ordinanza sulle riaperture. Studio shock della CGA di Mestre sugli effetti della mara burocrazia sulle imprese venete, 10 miliardi all'anno in fumo. Torna l'allerta meteo dalle prossime ore per gran parte della giornata di domani, è previsto tempo perturbato con precipitazioni anche intense in pianura. Assalto esplosivo nella notte al posto a Mattifonte, ingenti danni alla struttura, le indagini dei carabinieri al vaglio, le telecamere di sorveglianza. Cade con la moto, si rialza e tranquillizza i passanti, poi crolla a terra e muore. Tragedia stamani nel Bellunese, a perdere la vita un 79enne. Migliaia di fedeli a Padova per la festa di Sant'Antonio, seguita in diretta da Media Nord-Est, la reliquia del santo in volo in elicottero da Schiavonia a Vo, simboli della lotta al coronavirus. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali dunque in primo piano. Torniamo alla caserma, l'ex caserma Serena tra Treviso e Casier, dove oggi è tornata la calma dopo i gravi fatti di ieri, la sommossa e anche dell'altro ieri con il primo inizio di rivolta all'interno della struttura, fatti sui quali il senatore leghista trevigiano Candura presenterà una interrogazione parlamentare. Resta la polemica politica, intanto è arrivato l'esito dei 9 tamponi rimanenti, fortunatamente tutti negativi. All'ex caserma Serena primo giorno di calma dopo i disordini culminati ieri nel sequestro degli incaricati ai tamponi sugli ospiti, poi liberati dalle forze dell'ordine. All'esterno un presidio fisso di polizia e carabinieri, dentro gli oltre 300 richiedenti asilo costretti alla quarantena fino al 21 giugno dopo che uno degli operatori della nuova facility in servizio è risultato positivo al Covid-19 al rientro dal paese d'origine. La situazione è rientrata, sono arrivati gli ultimi esiti dei tamponi e quindi si conferma la presenza di un solo caso positivo tra gli ospiti, oltre all'operatore della cooperativa, quindi 2 casi che sono stati però già isolati all'interno del reparto di malattie infettive del Cafoncello. Su quanto accaduto ieri e l'altro ieri all'ex Serena, Conte annuncia che il senatore della Lega Massimo Candura presenterà un'interrogazione in Parlamento in cui chiederà come sia stato possibile che un soggetto sia potuto rientrare dal Pakistan con sintomi da Covid-19 senza essere sottoposto a alcun tipo di controllo, ma soprattutto, prosegue il sindaco, per assicurarsi che per i responsabili dei disordini vi siano conseguenze e non colpi di spugna. Conte invoca da Roma un importante segno di attenzione e volontà di gestire in modo serio il nodo immigrazione e lo spunto potrebbe venire proprio dai gravi fatti di Dosson, secondo il sindaco di Casier Renzo Carraretto. Siamo arrivati veramente al momento di prendere delle decisioni e questo purtroppo dico non spetta a me perché sennò l'avrei già prese, spetta a chi di dovere. Ora di chiuderla non sarebbe stato da adesso. Diciamo che ogni motivo è buono per far capire che bisogna cominciare a dare delle risposte. Il sindaco è rimasto anche stamattina un'ora fuori dalla struttura per cercare di tranquillizzare anche i residenti del quartiere, preoccupati sia per le violenze che per i casi di Covid. È un quartiere di coppie di anziani, insomma gente anziana, e naturalmente cominciano ad avere più timore di altre categorie. Io spero che la chiuderanno, così siamo più tranquilli. E il Viminale vuole chiudere la caserma, ma servono i sindaci per ridistribuire i migranti. Lo ha detto oggi il sottosegretario all'interno Achille Variati, che era già intervenuto ieri stigmatizzando quanto accaduto all'interno della struttura. Dunque il Viminale rilancia la palla chiamando in causa i sindaci. Questa struttura, per quanto anche è il pensiero del Ministero,
va chiusa al più presto, chiusa. La linea della fermezza l'aveva ribadita subito, a poche ore dalla sommossa, il sottosegretario all'interno. Non saranno tollerate altre violenze, chi ha sbagliato pagherà e le regole valgono per tutti. Ora però Achille Variati guarda avanti. La conferma che la volontà del Viminale sia quella di chiudere la ex Serena è chiara, con un però non di poco conto. Ma per chiuderla non è che queste 300 persone le disperdiamo nel territorio, non è che questa struttura, queste persone le molliamo a se stesse, no? E nemmeno che queste persone le andiamo a caricare presso altri territori. Insomma, servono i sindaci, quelli che a detta di Variati, all'epoca in cui il fenomeno migranti era al culmine, crearono i presupposti per l'hub tra Treviso e Casier. Noi in diverse località abbiamo adottato al suo tempo la logica della distribuzione nel territorio, cioè della ripartizione in piccole strutture, da 4-5 di questi immigrati ovviamente gestiti da alcune cooperative. Purtroppo nella Marca trevigiana questo non è successo, perché allora molti sindaci avevano impedito questo e quindi è nata questa maxi struttura. Ora il Viminale rilancia la palla. Con i sindaci, con le autonomie locali, con il sistema dello SPRAR, se c'è disponibilità, lavoriamoci e in un tempo abbastanza breve potremmo anche arrivare alla completa chiusura di questa struttura. Intanto Mario Conte ha chiesto al ministro Lamorgese di venire a vedere la situazione. La ministra è stata informata, ieri ha avuto una giornata molto particolare, non è che il ministro parte, va in ognuno degli incidenti che possono succedere, sono tanti, le assicuro, nel nostro paese dal sud al nord. La ministra è una donna che lavora, direi, almeno 14-15 ore al giorno, quindi lei è assolutamente informata di ciò che è successo ieri, ha dato delle disposizioni molto chiare, tant'è che la prefettura con le forze dell'ordine erano lì, non è che le ha mandate il Padre Eterno. Adesso parliamo della fase 3. Oggi infatti è stata firmata la nuova ordinanza, quella annunciata dal governatore Zaia già ieri e operativa da oggi. Importanti le categorie e i settori che riaprono dal 15, cioè da lunedì, i cinema, poi dal 19 fiere, sagre e discoteche solo all'aperto per adesso, poi dal 25 giugno lo sport anche di squadra. Insomma, il punto della situazione nel prossimo servizio. Firmata dal presidente Zaia la nuova ordinanza regionale che di fatto riapre tutte le attività finora ancora chiuse. È stato soppesato settore per settore, sottolinea il governatore presentando i contenuti del nuovo provvedimento. Il primo punto riguarda la ripresa dal 15 giugno delle attività di sale cinematografiche, teatri, circhi, arene e spettacoli in genere, secondo le linee guida nazionali, con una novità però. Il numero massimo di spettatori per cinema o altri luoghi di spettacolo, l'Arena di Verona, la Fenice e tutto quello che viene in mente, la Mostra del Cinema di Venezia, è determinato in relazione alla capienza della struttura aperta o chiusa che sia, dovendosi assicurare uno spazio libero tra le sedute fisse. Se ci fossero degli spalti che non hanno numeri, cioè degli spalti senza poltrona per capirci, si tiene a distanza di 1 metro. Dal 19 giugno invece la ripresa di sagre, fiere, convegni, congressi, sale slot, sale bingo e sale gioco secondo le linee guida del DPCM che vengono adottate anche per la riapertura delle discoteche, al momento solo all'aperto, sempre da venerdì prossimo. Dal 19 al via l'attività del Casillo di Venezia nel rispetto dei protocolli di sicurezza del lavoro sottoscritti dalla relativa amministrazione con i sindacati. Pronti a ripartire anche gli sport con contatto, ma dal 25 giugno, seguendo le linee guida sottoscritte con l'ufficio sport della Presidenza del Consiglio o con quelle regionali. La data potrà essere anticipata in caso di raggiungimento dell'intesa con il Ministero della Salute. Ci manca ancora l'intesa, quindi il 25 è un po' la deadline, no? L'ultima data, però non escludiamo insomma che con un po' di buona volontà, di buon senso si possa chiudere questa partita. L'ordinanza introduce anche un'importante novità che guarda al 66% di presenze di turisti stranieri in Veneto. I turisti non residenti in Veneto e presenti nel territorio regionale risultanti positivi all'esame diagnostico o con sintomi di contagio devono essere presi in carico dai servizi di igiene e sanità pubblica dell'azienda ULSS competente e sono collocati in isolamento per 14 giorni. Presso dove? Presso gli alberghi
che noi abbiamo convenzionato ancora un paio di mesi fa. Nella seconda parte dell'ordinanza, che scade il prossimo 10 luglio, si confermano le attività che hanno già riaperto, mentre nelle disposizioni finali sono introdotte alcune varianti nelle linee guida per certi comparti. Resta confermato l'uso della mascherina nei luoghi chiusi e all'aperto laddove non vi sia distanziamento. Ma la Regione è al lavoro anche su un'altra ordinanza, stavolta dal punto di vista sanitario. Sentiamo. Residenze per anziani, centri comunità, alloggio per disabili e ancora gli incontri protetti e assistiti per i minori dati in affido, categorie per le quali è in fase di preparazione una nuova e unica ordinanza regionale. Sebbene infatti gli ingressi nelle RSA, per esempio, siano stati riaperti dallo scorso 25 maggio, ancora tante le strutture che non permettono alle famiglie di far visite ai parenti ospiti o, al contrario, di far uscire gli ospiti dalle strutture per dar loro la possibilità di trascorrere i fine settimana a casa e comunque in compagnia dei familiari. Complicata perché noi abbiamo servizi residenziali, semiresidenziali, disabilità, salute mentale, minori con problemi comportamentali, anziani, autosufficienti, non autosufficienti, insomma tutto il sociosanitario. Allora cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di fare una linea unica, una linea di indirizzo, linea guida unica, suddivisa poi per settori, dove quindi raggruppiamo tutti. Le nuove linee guida, come detto, per stabilire delle regole comuni e ovviare a quella che è e resta la paura di tutti, il ritorno di nuove infezioni. Ci pregano di riaprire, d'altra parte poi io mi confronto con i gestori, con i rappresentanti dei gestori, sono tutti molto spaventati nel dire riapriamo totalmente, ritorniamo come era prima, eccetera. Quindi dovremmo cercare di utilizzare quella attenzione che abbiamo utilizzato per gli ospedali. Quindi la volontà è quella di fare un provvedimento unico, penso inizio settimana prossima, lunedì ci lavoriamo su questo. C'è un'emergenza sanitaria che si avvia, si spera, verso la conclusione, visti i dati insomma, di questi giorni. Resta l'emergenza economica, quella che si è aperta in contemporanea con questa fase 3, un'emergenza economica in un quadro già critico, perché il peso della burocrazia sulle aziende venete e trevigiane è molto molto forte, come dimostra uno studio del CGA di Mestre. 10 miliardi all'anno è quanto la mala burocrazia e il cattivo funzionamento del settore pubblico pesano sulle aziende italiane. La stima è quella fatta dall'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha monetizzato il costo della gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione per il sistema produttivo. Tra moduli da compilare, certificati da produrre, adempimenti da espletare, per le aziende venete il costo annuo ammonterebbe a circa 5 miliardi di euro. Se a questi soldi aggiungiamo anche i mancati pagamenti della pubblica amministrazione, alle nostre imprese complessivamente sono oltre 10 miliardi di euro il costo annuo che le nostre aziende sono costrette a subire. Da più parti si denuncia il peso della burocrazia, continua Zabeo, parole che cadono però nel vuoto. Segnalo ad esempio che il decreto rilancio che è stato approvato 10 giorni fa dal governo, non 10 anni fa, ma 10 giorni fa, è costituito da 266 articoli, ma per rendere operativo quello strumento, quel decreto di rilancio, saranno necessari 103, ripeto, 103 decreti attuativi. Capisce benissimo quindi che la burocrazia non è qualcosa che cade dal cielo. Dall'analisi degli artigiani emerge che sul fronte dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione del Veneto, aziende sanitarie regionali, i comuni capoluogo, le 7 province e la stessa regione Veneto risultano virtuosissime. Il Veneto, in generale il nord-est, è una delle aree dove la pubblica amministrazione è tra le più efficienti d'Italia, con livelli di performance paragonabili ai medi europei. Però è chiaro che tutto questo non basta ancora, evidentemente bisogna lavorare di più, bisogna intervenire in maniera più decisa, perché bisogna in qualche modo semplificare il quadro normativo. La cronaca adesso con un assalto esplosivo nella notte al Postamat di Fonte, successo poco dopo le 2:30 di notte, ingenti danni causati dal colpo dei banditi che hanno appunto usato l'esplosivo per far saltare
la struttura, lo sportello dell'ufficio postale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Poco chiare ancora le dinamiche del raid, così come l'eventuale ammontare appunto del bottino. Sul fatto indagano i carabinieri, che stanno anche vagliando evidentemente le immagini della videosorveglianza. E poi a Monfumo, una comunità che resta sconvolta per la morte della 18enne stroncata dopo 4 giorni di agonia dall'assunzione fatale di droga. Una caccia aperta al pusher o ai pusher, a chi ha ceduto a Chiara Friggeri la droga, che forse è un mix di droghe. Lo stabilirà l'autopsia sul corpo della ragazza, 18 anni appena, una vita stroncata in poco più di 4 giorni di agonia. Monfumo è in lutto, una comunità sconvolta. Un fulmine a ciel sereno per una famiglia distrutta, nessuno sospettava alcunché. Non è improbabile, peraltro, che per la 18enne fosse la prima volta. La procura aveva aperto un fascicolo a carico di ignoti per lesioni, ora modificato in morte in conseguenza di altro reato. L'obiettivo è cercare di risalire a chi ha venduto la droga a Chiara. Domenica sera all'inizio del dramma, la giovane era a Monfumo, a casa della mamma, rientrata da poco dal Piemonte dove era rimasta in quarantena. Era in camera da letto assieme al fidanzato trentenne, lo stesso che ha dato l'allarme chiamando la madre di Chiara perché la figlia aveva perso i sensi e non respirava. Aveva appena assunto della cocaina o forse un mix di sostanze stupefacenti. Pochi istanti dopo la ragazza è stramazzata a terra. L'intervento del 118 ha permesso di intubarla e ricoverarla d'urgenza all'ospedale di Castelfranco in prognosi riservata. Le sue condizioni non sono mai migliorate fino al tragico epilogo. La posizione del fidanzato sarebbe già stata vagliata dagli inquirenti. L'uomo quella sera non avrebbe assunto sostanze stupefacenti. Dal suo racconto la 18enne si sarebbe procurata da sola la cocaina. Chi gliel'abbia venduta spingendola verso la morte è l'interrogativo al quale gli investigatori vogliono dare una risposta in tempi brevi per cercare di dare almeno un conforto alla famiglia e alla comunità di Monfumo. Il maltempo ha procurato seri danni, lo abbiamo raccontato negli ultimi giorni in Veneto e nella Marca in particolare, purtroppo l'abbiamo raccontato. Ebbene, c'è una nuova allerta meteo dalle prossime ore e anche per buona parte della giornata di domani, visto che è previsto tempo perturbato con precipitazioni intense, rovesci temporali in tutto il Veneto. Lo ha reso noto il servizio meteorologico del centro funzionale decentrato della regione, tanto che alcuni eventi turistici programmati per domani sono stati annullati. Localmente saranno possibili anche fenomeni intensi con forti rovesci e grandinate sulla fascia delle Prealpi e sulla pianura. Precipitazioni più intense, estese e consistenti si potranno verificare nella notte e nel primo mattino di domani, quindi attenzione per questa allerta meteo. Adesso cambiamo decisamente argomento. Fortunatamente oggi c'era il sole a Padova ed è stata una giornata storica per Padova. Tantissimi migliaia di fedeli, anche trevigiani, evidentemente per la festa di Sant'Antonio, una festa particolare quest'anno perché l'emergenza Covid ha reso necessario un viaggio, un volo della reliquia del Santo su Padova e sulle zone martoriate, sulle zone ferite dall'emergenza Covid, le zone simbolo dell'emergenza Covid nel Padovano. Noi l'abbiamo documentato in diretta, la diretta tutto il giorno di Rete Veneta e poi anche durante i nostri collegamenti nella edizione straordinaria. Allora vediamo questa giornata davvero particolare. Allora, ecco il momento in cui riavvicinano la reliquia di Antonio, la vedete, dopo aver incontrato l'abbraccio di centinaia e centinaia di persone anche qui a Schiavonia, i due militari la stanno accompagnando. Il busto che custodisce le reliquie di Sant'Antonio lascia l'ospedale di Schiavonia, portato a braccia dai militari. Uno dei momenti forse più toccanti del viaggio in elicottero che ha reso possibile coinvolgere nei festeggiamenti del Santo di Padova, nel giorno a lui dedicato, i luoghi simbolo dell'epidemia. Quella stessa epidemia che ha impedito lo svolgimento della consueta affollata processione del 13 giugno. Dopo il decollo da Padova, l'elicottero atterra proprio lì dove l'emergenza era iniziata, all'ospedale di Schiavonia. È di sicuro un momento di un'emozione straordinaria. Questi mesi di difficoltà passati qui. Speriamo che sia finita. Questo ce lo auguriamo tutti, grazie per il lavoro che avete fatto anche. È un momento di benedizione per tutti, quindi viviamo questo con uno spirito religioso perché porti conforto e porti veramente serenità a tutti. Dico a Sant'Antonio grazie per essere sceso tra di noi, grazie per essersi fatto accanto alle nostre fragilità, alle nostre paure, alle nostre responsabilità, alla nostra speranza. Grazie per prenderti cura di noi. Scusate.
L'inizio dei festeggiamenti al sorgere del sole con l'apertura del portone della basilica e l'afflusso lento e ordinato dei fedeli, molti in coda già da diverse ore. Tanti i devoti presenti sul sagrato nel rispetto di distanze e mascherine per partecipare alle numerose messe celebrate nell'arco della giornata e visitare la tomba del santo. Ma il clou è senza dubbio il viaggio in elicottero. Le reliquie di Antonio, accompagnate dal rettore della basilica Oliviero Svanera, dopo la tappa a Schiavonia riprendono il volo verso Merlara, dove il virus ha colpito soprattutto gli anziani. Vogliamo raggiungere questo luogo che è un po' l'immagine, il simbolo di tanti luoghi legati agli anziani, che sono quelli che hanno patito di più in questa pandemia. Questo è il municipio. Vedete? Ed eccolo ancora Padre Oliviero che saluta i parrocchiani giunti qui, anche i militari salutano. A Vo i fedeli salutano scrivendo con i propri corpi il nome del paese sul campo sportivo. E ancora la virata del colonnello Colucci per salutare Vo Euganeo. E poi il sorvolo del luogo dove Antonio trascorse gli ultimi giorni prima di morire, Campo San Piero. Anche qui i fedeli radunati ma distanziati salutano dal basso l'effigie del santo. Ricambia il saluto anche per tramite di Padre Oliviero Svanera. Infine rientro a Padova, sorvolando la città in una sorta di abbraccio dall'alto. Stiamo arrivando al santo. La benedizione per intercessione del santo scenda questa splendida e operosa città, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Davvero straordinarie queste immagini che avevamo appunto raccontato in diretta. Media Nord-Est in prima linea per raccontare questa giornata davvero importante, davvero storica per Padova, per tutto il Veneto, per tutti i fedeli. Adesso pochi istanti di pubblicità e poi ancora il telegiornale di Treviso. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dalle esibizioni del soprano Francesca Gatto e dal tenore Fabio Sartori all'esterno delle case di riposo dell'Isra. Un abbraccio agli anziani e anche un ringraziamento agli operatori che sono riusciti a salvaguardare gli ospiti dal terribile Covid. Tutti qua, dai! Le voci di anziani operatori della casa di riposo dell'Isra di Santa Bona si uniscono a quelle della soprano Francesca Dotto e del tenore Fabio Sartori. 4 esibizioni di fronte ad altrettanti istituti, accompagnate al pianoforte dal maestro Paolo Polon per dare un affettuoso saluto agli ospiti e dire grazie ai lavoratori dell'Isra. Perché se non abbiamo avuto nessun caso di Covid-19 lo dobbiamo a loro, al loro senso di responsabilità anche al di fuori delle strutture. L'aurora di bianco vestita, già l'uscio dischiude al gran sole. La voglia era quella di dare un segno, soprattutto dopo mesi di chiusura, isolamento, solitudine, dare un segno proprio agli anziani, che è una cosa che mi pare che in Italia non abbia fatto nessuno, e quindi noi a Treviso siamo i primi che stiamo facendo un'iniziativa così bella, semplice, ma soprattutto di qualità. Questa è la mia prima esibizione dal vivo dopo mesi di quarantena e farlo per questa causa insomma mi rende felice, e vederli così felici davvero. Da ieri quando facevamo le prove, diciamo, lo scopo è dare allegria, dare gioia, che passano quest'ora di felicità, che poi noi oggi siamo felici per questo, veramente, dare con le nostre voci un regalo importante questo. Adesso le notizie dal Bellunese.
In apertura alla cronaca della tragedia avvenuta stamane a Pedesalto di Fonzaso, a perdere la vita un motociclista di 79 anni. L'uomo viaggiava in sella a una moto di grossa cilindrata, ha frenato all'improvviso finendo a terra. Una volta rialzato si è tranquillizzato i presenti spiegando di aver fatto tutto da sé, poi però improvvisamente un malore lo ha fatto cadere al suolo. A quel punto è stato vano purtroppo ogni tentativo di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lamon, i vigili del fuoco del distaccamento di Feltre e l'ambulanza del SUE 118. Purtroppo, come dicevamo, nulla da fare per il 79enne stroncato da un malore subito dopo l'incidente. Adesso invece l'economia, nei giorni in cui a Roma si sono aperti gli stati generali voluti dal Premier Conte, Giuseppe Conte. Da Belluno arriva un appello forte e chiaro dal mondo economico produttivo, un appello che dice non c'è più tempo. Questo paese ha dei problemi oggi più che mai e non c'è più tempo. Sinceramente devo dire che io questi stati generali li chiamo piuttosto stati confusionali, perché quello che serve al paese, a noi imprenditori, è molto chiaro. Nel giorno in cui a Roma si apre il confronto sulle priorità economiche del paese, da Belluno arriva l'appello forte e chiaro degli industriali perché si acceleri su tutti i fronti, e non potrebbe essere altrimenti per un territorio con uno dei più alti tassi di manifatturiero d'Europa. Abbiamo dei grandissimi problemi, il bellunese sulle infrastrutture, ma non solo il bellunese, la burocrazia, i tempi della giustizia, il cuneo fiscale, sono temi che si conoscono da anni, dovevano essere affrontati prima, stiamo arrivando all'ultimo momento e non c'è più tempo. Già. Tempo, parola che la numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti usa spessissimo, soprattutto parlando di infrastrutture, all'indomani del primo ok del Ministero dei Trasporti in vista di Milano Cortina 2026, che ha annunciato 1 miliardo di euro di opere pubbliche, di queste oltre 300 milioni per il bellunese. Noi abbiamo bisogno di più, perché oltre alle opere che vengono fatte per le famose Olimpiadi, che chiaramente ci fanno solo piacere ma che sono già in ritardo per quello che riguarda il territorio, è fondamentale e indispensabile pensare anche allo sbocco a nord. L'autostrada per noi è importante per chi poi in questo territorio vuole continuare a svilupparlo. Ma Bertona guarda anche i prossimi mesi. L'autunno si preannuncia difficile per interi comparti, a cominciare dall'occhialeria al turismo. Da qui l'operazione Fabbriche Aperte anche in agosto. Dobbiamo cercare di salvare quello che abbiamo oggi, e se questo vuol dire lavorare il mese di agosto, assolutamente sì. Per la ripartenza anche economica e turistica evidentemente è importante anche la viabilità e le strutture. Allora entra in vigore domani il nuovo orario estivo di Trenitalia e dopo il successo riscontrato in passato torna anche quest'estate il Trenobus delle Dolomiti, il collegamento diretto da Vicenza a Padova a Calalzo nei giorni festivi con un convoglio minuetto attrezzato con 14 posti bici. Il prezzo del biglietto, del treno e del supplemento bici prevede anche il servizio bus in coincidenza da Calalzo a Cortina e viceversa con un pullman attrezzato con un carrello portabici. Novità anche per Cortina: con il servizio Cortina Link saranno attivati 9 collegamenti bus dal lunedì al sabato fra Calalzo e Cortina. A proposito del trasporto su gomma, riprende il servizio turistico del trasporto pubblico locale e da lunedì 15 saranno riattivati i collegamenti in Cadore, Comerico, Zoldano e Feltrino. La provincia di Belluno ha chiesto a Dolomiti Bus di accelerare nel ripristino delle linee extraurbane. In attesa di avviare la programmazione estiva a inizio luglio è un ulteriore step nel segno della normalità, commenta il consigliere provinciale delegato ai trasporti Dario Scopella. Abbiamo guardato alle aree più periferiche e disagiate in cui il servizio di trasporto pubblico rappresenta uno strumento per evitare la marginalità. Quasi in chiusura, ma c'è il tempo come sempre per mostrarvi i video di Bimbi in TV, stasera video di Kevin e Sara di Postioma e di Gioia proprio da Belluno. Com'è? Va bene. Lei suona lei. Anche sul piatto suona questo. Quello. Ah no, che non è quello, sì dai. Ma quello non è un piatto. Cosa stai cucinando tu con la tata? Con Capitano. Stai cucinando con Capitano cosa? Perché sì. Le patate. Le patate sì. Ma fammi vedere.
Cosa stai facendo? Stai giocando con il gattino? Mi fai vedere come giochi? Con le macchinine? No, la YouTube. Perché? Piccoli cantanti e musicisti crescono, come abbiamo visto. Continuate a mandarci i vostri video, come sempre, al numero di WhatsApp 351 175 5340 per raccontare le giornate dei vostri piccoli, appunto le giornate attraverso gli occhi dei più piccoli, dei vostri bimbi, con Bimbi in TV. Siamo in chiusura, adesso vi lascio al meteo, poi riprende l'edizione straordinaria come sempre fino alle 21. Parleremo di turismo, oggi anche l'assalto alle spiagge, ma parleremo anche di scuola, evidentemente, visto che, come abbiamo raccontato già nel telegiornale del Veneto, il Ministero dell'Istruzione proporrà alle regioni il 14 settembre come riapertura dell'anno scolastico. Il meteo e poi l'edizione straordinaria con Cristina Arboita. Arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Benvenuti al meteo. Torna ad esserci un tempo spiccatamente instabile sul nostro territorio, domenica 14 giugno con qualche pioggia. Nel dettaglio sul Veneto avremo condizioni di variabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti e con probabili precipitazioni già dal mattino, ma saranno soprattutto a partire dalle ore centrali, anche a carattere di rovescio e temporale. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni entro fine giornata. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 23 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui infatti avremo rovesci e temporali piuttosto diffusi un po' per tutto l'arco della giornata e attenzione perché localmente saranno anche forti. Temperature minime fino a 19 gradi, massime tra i 23 e i 25 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, cielo molto nuvoloso con fenomeni temporaleschi diffusi anche qui dappertutto, anche di moderata intensità. Temperature minime sui 17 gradi, massime invece fino a 26 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.